un'opera importante perché siamo in uno dei punti critici lungo il Piave, siamo a 90 di Piave e sostanzialmente è un'opera che mette in sicurezza tutto l'abitato di Noventa. E questa mattina la simulazione della nuova paratoia del varco arginale nella zona di Piazza Marconi, uno dei punti più sensibili del territorio. Un'opera per la sicurezza idraulica che fa parte del piano per gli adattamenti e cambiamenti climatici, un intervento dal costo di €1,5 milioni realizzato con le risorse dei fondi post-VAIA e che assicura la tenuta per le piene eccezionali del fiume Piave. Quest'opera però non è sufficiente, nel senso che il Piave, ricordiamo che nel tratto terminale può portare al massimo per ben che vada 3.000 metri cubi al secondo di portata, mentre nel 66 è arrivato a 5.000 metri cubi al secondo. Quindi oltre a queste opere che garantiscono che l'acqua non trafili, non passi attraverso gli argini, sono necessarie delle opere a monte che trattengano una parte della piena. Stiamo parlando di salvaguardare vite umane. Un'opera realizzata in tempi record, completata in poco più di un anno, una vera e propria protezione per Noventa di Piave e tutto il territorio sandonatese. Funziona un po' come una specie di ponte levatoio, no? Si abbassa e sta in orizzontale, ci passano sopra i pedoni, le auto e quando serve, quando sta per arrivare la piena, questa specie di ponte levatoio si alza, va ad appoggiarsi contro l'argine, contro il varco arginale e poi l'acqua che preme dietro fa da spinta in modo tale che le guarnizioni facciano tenuta e l'acqua quindi non trafila.